sentire come se fossi tu il protagonista del grande schermo. Ogni sabato dalle ore 16. Sempre più liberi con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online. Semplicemente radiolibertà.net. Va ora in onda la rassegna stampa. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca, ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa che inizierà più tardi in virtù del fatto che ad agosto inizia solitamente alle 8:30, la rassegna stampa del venerdì 9 agosto appunto, ma la riprenderemo tra un po', ma abbiamo come tutti i venerdì, anche in questo venerdì agostano di pieno agosto, la possibilità, il piacere e l'utilità di conversare con il professor Fabrizio Pezzani, professore emerito di economia alla Bocconi, con tanti altri titoli che non sto a riassumere, professore esperto di economia, di microeconomia, di gestione delle imprese, di contabilità e di controllo dei sistemi pubblici, oltre che di federalismo, perché è uno degli argomenti di cui parleremo oggi. Intanto buongiorno e grazie professore per essere con noi anche nel pieno di agosto. Allora, mi ha molto incuriosito, professore, una questione della quale ti sei occupato anche tu in dettaglio, sulla scorta di una iniziativa, o meglio, di un fatto che è stato ampiamente trascurato, mi sembra, nel dibattito pubblico, ma che è molto importante, che ha proprio a che fare con il controllo. Tu ti sei dedicato a questo tema anche operativamente, in primo luogo per il Comune di Milano, se non sbaglio, no? Se non ricordo male, ma non solo. Esatto. Cioè il controllo dell'utilizzo dei fondi pubblici e quindi dell'attività pubblica, dell'amministrazione pubblica. Allora, uno degli strumenti più importanti di controllo dovrebbe essere la Ragioneria Generale dello Stato. Qualcuno magari delle nostre ascoltatrici o ascoltatori avrà letto o visto, diciamo così, magari velocemente, qualche polemica relativa al fatto che il Ragioniere Generale dello Stato, che era in vigore, è stato incentivato ad andarsene, sarà presidente di Fincantieri con uno stipendio 3 volte superiore rispetto a quello che prendeva la Ragioneria Generale dello Stato, sostituito da una persona di fiducia del ministro Giorgetti. I nomi contano relativamente poco, conta la sostanza perché appunto in tema di controllo, di previsione dell'andamento dei conti pubblici, insomma un'istituzione importante che dovrebbe regolare l'andamento dei nostri soldi, perché la spesa pubblica quello è, sono i nostri soldi, diciamo è stata trattata come una questione di poltroncine da scambiarsi, con vantaggio per tutti peraltro, perché anche il Ragioniere Generale dello Stato uscente appunto va a prendere 3 volte lo stipendio di prima a Fincantieri, un'altra grande impresa pubblica. In tutto questo si è perso però il ruolo centrale della Ragioneria Generale dello Stato, che come tu hai ricordato in un bell'articolo affonda le sue radici nell'Ottocento. Sarebbe stato uno strumento importantissimo di controllo dell'utilizzo dei nostri soldi, non lo è stato, manca totalmente di trasparenza o di quella che in inglese, in gergo economico, si dice l'accountability, cioè la responsabilità di quello che stai facendo. Ci vuoi spiegare perché la Ragioneria Generale dello Stato, mi viene da dire sarebbe, non è uno strumento importantissimo di controllo dei nostri soldi e perché non lo è? Perché manca la trasparenza? Perché non rende conto a nessuno? È insomma uno strumento assai discutibile nella sua funzionalità. Sarebbe importantissimo nella sua sostanza. Scusami se mi sono dilungato. No, hai fatto benissimo. Allora, la ragioneria
scusate, la Ragioneria Generale viene istituita con regio decreto nel 1868 ed è chiarissima con regio decreto. Quindi è chiarissima il ruolo a cui la Ragioneria Generale viene affidato, un ruolo di verifica dei preventivi, verifica delle operazioni di spese e verifica dei saldi di spesa. Questa introduzione della Ragioneria Generale, nello stesso articolo si fa riferimento al fatto che venga nominato un ragioniere generale dello Stato, il quale deve procedere alla verifica sistematica dei conti e renderne conto assumendosi la responsabilità dei dati. Il decreto regio addirittura parla in modo specifico che la contabilità deve essere tenuta in partita doppia, che è il modo con cui si tiene in ragioneria la contabilità per la predisposizione del bilancio d'esercizio nelle aziende private. La parità doppia si è poi persa nel tempo. Che cosa è successo? È successo che nel tempo, progressivamente, c'è stata una collusione forte tra politica e amministrazioni pubbliche, nella fattispecie con la Ragioneria Generale dello Stato. Quindi la Ragioneria Generale dello Stato sottostà a delle regole molto precise che non sono cambiate rispetto al regio decreto del 1868, ma soprattutto all'articolo 81 della Costituzione. L'articolo 81 della Costituzione dice chiaramente che che i bilanci devono essere in pareggio, possibilmente se non succede qualcosa di particolare. E il pareggio di bilancio è un vincolo, perché il bilancio non può, la finanziaria per intenderci, la finanziaria e il bilancio preventivo, quello che poi fanno i comuni, fanno le regioni, fanno le province, eccetera, deve essere in pareggio e il ragioniere generale dello Stato deve verificare che questo pareggio esiste e si usa il termine della bollinatura, cioè viene asseverato attraverso questo bollinatura e viene bollinato, insomma viene certificato che va bene, e questo è fondamentale perché il bilancio poi possa essere approvato dai rami del Parlamento. Ora, tra l'altro, professore, il ragioniere è inamovibile. Il ragioniere è inamovibile ed è altro aspetto importante, e viene scelto all'interno della Ragioneria Generale dello Stato. Quindi non si nomina un ragioniere fuori, non è mai successo, è successo questa volta, dalla Ragioneria Generale dello Stato. Ora, se fosse tutto vero questo, ed è vero perché la legge è questa, ci dobbiamo domandare come mai siamo arrivati ad avere 3.000 miliardi di debito. Ora, in realtà... Ecco, appunto, professore, scusami se intervengo, ma proprio l'osservazione è diciamo terra. Se c'è un principio, che è quello del pareggio di bilancio, ormai entrato in Costituzione, se c'è una Ragioneria Generale dello Stato che deve bollinare, cioè dire ok, questa spesa si può fare perché abbiamo la copertura, com'è che continuiamo a accumulare debito? È la stessa domanda che hai fatto tu, ma la volevo fare a un livello più terra ancora. Perché continuiamo a accumulare debito se abbiamo questo organismo di controllo che però, ripeto, non è trasparente e non rende conto a nessuno, quindi non si sa neanche come fa a dire ok, ci metto il bollino. Allora, nel tempo si è venuta a formare una collusione molto forte tra politica e le amministrazioni pubbliche in genere, nella fattispecie con la Ragioneria Generale dello Stato. Quindi si chiede al Ragioniere Generale dello Stato, il politico di turno, il governo di turno,
gli chiede sostanzialmente di fare quello che non dovrebbe fare, e cioè di bollinare un bilancio No, perché mi che non va pare, bene. professore, il Ma casus belli sarebbe dovuto essere il famoso super bonus, no? Perché la Ragioneria Generale dello Stato sul super bonus 110%, che qualcuno ha chiamato il disastro di finanza pubblica più grande della storia italiana, la Ragioneria Generale aveva previsto un costo da 71 miliardi di euro, è stato invece di 220 miliardi, cioè la Ragioneria Generale dello Stato ha fatto un piccolo errore da 150 miliardi di euro. Questo sarebbe dovuto essere il motivo per cui si andavano a puntualizzare i suoi compiti, la sua funzione. Insomma, doveva essere un tema di dibattito pubblico enorme. Ci si è ridotti a dire arriva la Perrotta al posto di quell'altro, è un'amica di Giorgetti, è finito tutto lì. Sì, il tema che ha sollevato l'articolo che ho fatto parte da questo, ma diciamo che questa qua è la punta dell'iceberg, insomma, no? Perché in realtà, come dicevo prima, si è venuta a formare una sistematica collusione a tutti i livelli, quindi dalla Ragioneria Generale sino alle province, le regioni, le città, eccetera, una manipolazione sistematica del pareggio di bilancio. Allora, il bilancio deve essere in pareggio, altrimenti non può essere approvato. E per fare questo a che cosa si ricorre? Si ricorre al fatto che si aumentano i ricavi ingiustamente, in modo non vero, insomma, no? E contemporaneamente si abbassano le spese, quindi si gonfiano i ricavi e si abbattono le spese, sino a quando c'è il pareggio di bilancio. Ora, questo pareggio è evidentemente fittizio, insomma, no? Perché si sono artificiosamente aumentati i ricavi e si sono diminuite le spese, per cui però dal punto di vista contabile è in pareggio, viene bollinato, come si suol dire, perché alla fine va bollinato, altrimenti non può essere approvato, va in discussione nei due rami del Parlamento, o se è una città come Milano, come Roma, come altre, viene approvato dal Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale lo approva e che cosa succede? Che approva un falso, questo è un falso in bilancio. Quindi sì, però non lo persegue nessuno. Non lo persegue nessuno. Non lo persegue nessuno e cosa succede? Che alla fine dell'anno il bilancio manifesta le sue inesattezze, e cioè i ricavi denunciati non ci sono, le spese ci sono in più rispetto a quelle che erano previste, e si forma il cosiddetto deficit di bilancio. Il deficit di bilancio come viene trattato? Viene trattato nel modo di dargli evidenza e viene rinviato contabilmente all'esercizio successivo, cioè all'anno successivo. Nell'anno successivo si fa esattamente la stessa cosa e in quell'altro ancora esattamente la stessa cosa, per cui tu vai avanti degli anni trascinandoti dei deficit pregressi che a volte arrivano a 8-10 anni pregressi. Questa è una sistematica violazione della contabilità, noi diciamo dell'accountability, cioè della resa di conto di cui uno deve rendersi responsabile, come diceva il Regio Decreto del 68. Quindi tu devi essere responsabile e dichiararti responsabile questo si chiama nelle aziende private falso in bilancio, d'accordo? Questo è stato una sistematica operazione per aggirare la necessità di aumentare le spese quando non c'era la copertura. Quindi è mancata la copertura e ciò nonostante il bilancio veniva bollinato. A Milano, quando io sono stato presidente del collegio dei revisori del comune di Milano, c'erano indietro 7-8 anni di deficit, perché poi si accumulano, no?
non parliamo di Roma. Questi deficit si accumulano e non vengono risolti, perché non fanno che diventare un pregresso di questo genere, insomma, no? Quindi dal punto di vista contabile, nelle aziende private questa operazione sarebbe un falso in bilancio, e data la situazione di degrado in cui è arrivata la spesa pubblica, potrebbero, se fosse privata, essere accusati di concorso in bancarotta fraudolenta. Ora, questa situazione si è andata esasperando, siamo arrivati a 3.000 miliardi di multa, e il bonus dell'edilizio a cui hai fatto riferimento tu ha creato un buco di 150 miliardi, e questo buco finisce poi sulle spalle dei cittadini, che devono pagare le maggiori imposte o rinunciare a servizi che devono essere cancellati perché la loro spesa non può essere sostenuta, e questo è stato fatto sistematicamente. Che cosa colpisce in questa situazione? Primo, il fatto che il Ragioniere Generale è stato responsabile, tra virgolette, del mancato controllo, del mancata accountability, viene, tra virgolette, promosso, promoveatur ut amoveatur, cioè sia promosso purché sia rimosso dall'incarico. E questo è un fatto molto grave, ma può essere spiegato in modo brutalmente semplice, e cioè che, essendo lui consapevole di quello che è stato fatto, viene promosso perché se ne stia tranquillo in pace senza parlare. E questo è secondo me il fatto grave, perché alla fine i problemi... Diciamo che più che un metodo da Stato di diritto è un metodo da onorata società, adesso passami un'espressione un po' grossa, così. Però il concetto è quello lì. E il problema quale diventa? Il problema diventa che tu nomini questa Perrotta, no, su cui qualità nessuno discute, ma la Perrotta per la prima volta, lasciamo stare che è una donna, ma e questo non è un elemento di discussione. Il fatto che è sempre stato un uomo, ma questo non può essere una donna, insomma, nessuno lo viene a questo, ma per la prima volta lei viene nominata al di fuori della Ragioneria Generale dello Stato, e quindi è, tra virgolette, un corpo estraneo alla Ragioneria Generale dello Stato. Lei ha fatto un percorso di legislativo, tant'è che era la responsabile legislativa del Ministero dell'Economia, e quindi ha una cultura prevalentemente di tipo giuridico e meno dal punto di vista contabile, e questo è, diciamo, un primo problema. Però se è una brava, il suo lavoro lo riesce a fare. Dovrà, essendo fedelissima di Giorgetti, qui qualcuno comincia a dire lei bollinerà tutto, insomma, no? Perché come si fa a dire di no a Giorgetti che ti ha nominato? In realtà il problema si pone a proposito di accountability, e manca completamente di accountability. Il problema si pone all'interno della ragioneria, perché questi si vedono nominata una persona al di fuori delle regole, e lei, nel momento in cui esamina i conti che gli altri gli hanno dato, e quindi non può avere la conoscenza di tutti i conti che le vengono dati. E nel momento in cui lei decide che i conti, tra virgolette, che le hanno presentato vanno bene, lei procede alla cosiddetta bollinatura. Ecco, professore, permettimi, visto che non abbiamo purtroppo tantissimo tempo, ma avremo modo di recuperare tutti questi argomenti, perché io li trovo di straordinario interesse per capire meglio anche quello che leggiamo sui giornali ogni giorno, no? Cioè federalismo, autonomia, ne parliamo poi brevemente prima delle 9. Però quello che volevo puntualizzare, chiarire sulla scorta del tuo articolo è questo. Allora tu scrivi chiarissimamente, ci fai capire chiarissimamente in questo articolo, che si trova anche su teleambiente.it, sulla Ragioneria Generale dello Stato, appunto, che
alla fine per far quadrare i conti alla fine dell'anno si aumentano le entrate, si diminuiscono le spese, ma tutto questo è un gioco sulla carta, non risponde alla verità. Diciamo è un falso in bilancio, come tu hai detto chiaramente prima. Esattamente così. Allora, se le nostre amministrazioni pubbliche si basano sul falso in bilancio, mi sembra evidente che diventa difficile pretendere correttezza anche dai privati. Purtroppo però noi privati cittadini siamo tenuti senza sgarrare, diciamo, a pagare le tasse, ad adempiere agli obblighi, tutto giusto per carità, ma c'è uno squilibrio. Il secondo punto di domanda che faccio è: negli altri paesi funziona così? Che abbiamo organismi No, di controllo che fanno il falso in bilancio sistematico, no, pubblico, no, negli altri sistematizzato, paesi in maniera tale che no. tutti, perché poi oltretutto una conseguenza di questo che tu dici e che tu sottolinei è che non è più credibile nessuno. Perché se tu mi fai questi tarocchi alla fine dell'anno, diciamo, per far quadrare i conti in maniera fittizia, come faccio io a fidarmi quando mi dici che una spesa è sostenibile e quell'altra no? No, infatti è esattamente così, e cioè oramai si è creata, e questo dispiace dirlo, io ho fatto formazione a tutti gli organi della Ragioneria Generale dello Stato presenti in tutti i ministeri, quindi ho una conoscenza diretta del problema. E la Ragioneria nel tempo ha perso quelle competenze professionali che la caratterizzavano in maniera significativa. La Ragioneria Generale dello Stato progressivamente ha perso quella qualità che aveva, cioè la Ragioneria Generale dello Stato oggi non è quella Ragioneria Generale dello Stato che io conoscevo anni fa e con la quale ho lavorato, collaborato e condiviso proprio i temi di cui stiamo parlando, cioè l'internal audit, il controllo interno, eccetera, insomma, no? Quindi è andata perdendo questa qualità ed è diventata un'istituzione, tra virgolette, molto, molto chiusa per certi aspetti, e quindi il rischio della perrotta qual è? È che se si forma un modo di contrasto o di non volerla all'interno, gli passano delle cifre sbagliate, lei le bollina e poi dopo gliela fanno vedere, insomma, no? Quindi il problema vero è che lei innanzitutto entra senza avere l'appoggio dell'establishment della Ragioneria Generale dello Stato, e tutte le volte che dovrà bollinare un conto sarà sempre a rischio che qualcuno le dica all'interno della Ragioneria Generale hai sbagliato. E questo è un problema, per quello che nominavano sempre uno dall'interno della Ragioneria, perché più o meno, essendo dall'interno, aveva condiviso e condivideva le cose che facevano e che in fin dei conti erano soggette ai diktat politici. C'è da approvare questo, bisogna approvarlo perché altrimenti è un problema sociale, e vabbè, lo approviamo. C'è la copertura? No, però troviamo una copertura fittizia, poi quella copertura lì non si rivela, vabbè, è stato così, sfortuna. Però voglio dire, può succedere una volta, ma quando succede sistematicamente, qui stiamo parlando, se fossimo nel privato, di falso in bilancio, insomma. Ecco, professore, qui mi collego all'altro argomento. Pochi minuti abbiamo ancora prima delle 9, ma voglio toccarlo perché l'hai toccato anche tu in un altro articolo sui motivi storici e socioculturali per cui l'Italia fondamentalmente sarebbe un paese, tu sostieni, predisposto al federalismo, no? Ma questo ragionamento che abbiamo appena fatto sui fondi pubblici, sulla trasparenza e sulla responsabilità di chi deve controllare i conti pubblici, sugli sprechi, sui risparmi, cioè su tutto quello che ha a che fare con la gestione dei nostri soldi, in questa maniera che tu hai illustrato perfettamente, mi induce a farti una domanda proprio che ci collega col tema del federalismo, perché oggi c'è un'intervista sul Sole 24 Ore a pagina 10 al ministro per le autonomie regionali, il ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli,
il quale dice un paio di cose: che tra fine settembre e inizio ottobre inizieranno i negoziati con le 4 regioni che chiedono l'autonomia sulle materie che la Costituzione prevede, ma soprattutto parla di fondi, di soldi. I fondi per l'autonomia regionale arriveranno dalla spending review, cioè dalla revisione delle spese sugli sprechi regionali. Ora, se partiamo dalla premessa che hai messo in luce tu, c'è da star poco allegri. Come si fa a fare una spending review sugli sprechi regionali? E sono necessari i fondi per avere l'autonomia? Non è meglio che ciascuna regione se li tenga i propri di entrate fiscali, come prevede del resto la Costituzione stessa? Sono domande un po' a casaccio, diciamo, magari, ma che mi vengono spontanee. Tu che ne pensi? Allora, sì, certo, però questa prassi è valsa da sempre, no? E quindi le maggiori entrate che le regioni del nord avevano, in parte venivano devolute e sono devolute alle regioni del sud per fare in modo che le regioni del sud continuino a far parte dello Stato italiano e che quindi abbiano le condizioni per erogare servizi come la sanità, per esempio, no? Come la scuola, per esempio, come l'università, per esempio, che sono diritti costituzionali che possono continuare ad averli anche se le loro entrate non sono sufficienti a coprirle. Per coprirle si ricorre a forme di trasferimento di ricchezza dalle regioni del nord alle regioni del sud. Questo avviene da sempre in modo sistematico, quindi le regioni del sud sono, tra virgolette, supportate da trasferimenti di risorse prodotte nelle regioni del nord alle regioni del sud. E questo è un problema, quindi perché le regioni del nord danno risorse alle regioni del sud? E questo è un problema importante da capire, perché la storia è fatta così, e cioè la storia del nostro paese è una storia di un paese federale, perché il modello culturale, il modello di vita, il modo in cui tu lavori, la stessa condizione termica, cioè al nord fa freddo, al sud fa caldo, insomma, no? Creano delle diversità che sono state alimentate nel tempo da modi diversi di essere governate. Nel nord erano governate dai Borboni e dagli Asburgo, nel sud erano governate dai Borboni, ma il vero problema che metto in luce nell'articolo, ma anche in diversi libri che ho fatto, è che la storia del nostro paese ha una storia agricola, e la storia agricola caratterizza l'evoluzione della cultura nel nord e nel sud. Nel nord la cultura agricola si era fondata sulla mezzadria. La mezzadria in che cosa consiste? Nel fatto che il prodotto della terra viene diviso a metà fra il contadino che la coltiva e il proprietario che ne detiene il possesso. Quindi più il contadino genera ricchezza, più ne porta a casa. È anche vero che rischia, perché se non produce niente non porta a casa niente. Però questa cultura della mezzadria ha sviluppato nei paesi del nord una forte tendenza a diventare, tra virgolette, piccoli imprenditori. Non è casuale che i territori coltivati a mezzadria agli inizi del Novecento nel nord coincidono esattamente con i distretti industriali più importanti del nord, perché il mezzadro nel tempo è diventato piccolo imprenditore con la famiglia, e lì ci sono le imprese familiari, e questo nel nord è di una limpidezza sconcertante, insomma, no? Nel sud invece è stato diverso, c'era il latifondo usa il bracciante prende sempre esattamente la stessa paga indipendentemente dal raccolto, se è alto, se è basso, eccetera, però tutto sommato mangia, gli serve per mangiare. Il latifondista, che allora era il nobile,
il Gattopardo, insomma, no? Del tempo, non aveva interesse a produrre più di tanto, perché la sua ricchezza era data dal terreno, dalle terre, dalle proprietà che aveva e che nessuno gli portava via sostanzialmente, quindi non era incentivato a costruire chissà che cosa. Ci sono stati poi degli esempi clamorosi che sono contravvenuti, cioè di gente poverissima come i famosi Florio, che diventarono una potenza straordinaria nel sud e venivano dal nulla, insomma dal traffico di spezie sostanzialmente. Quindi nel sud si è sviluppata la cultura della rendita e il latifondo, fra virgolette, della nobiltà dei nobili del sud è diventato il latifondo politico. Quindi che cosa succede? Mantenendo la cultura della rendita, quindi il politico che ha i soldi per far fare la fabbrica, chiede poi alla fabbrica che viene fatta di nominare, di assumere le persone di sua fiducia, e quindi si crea una collusione tra politica e società, insomma, no? E purtroppo nel sud è aumentata una forma di socialità sbagliata, che è la criminalità, e quindi si è formata una forma di collusione fra politica, economia e criminalità. Professore, è estremamente interessante questa analisi che tu fai anche alla luce dei meccanismi storici di gestione di quello che era il bene primario, cioè il settore primario, l'agricoltura, no? Da lì viene fuori poi lo spirito imprenditoriale, oppure anche uno spirito appunto di vivere sulla rendita, che spiega anche ampia parte della storia d'Italia da questo punto di vista, o comunque è un'ottica di lettura assai interessante. Alla luce di questo, però, dobbiamo darci appuntamento a una prossima occasione, che non sarà venerdì prossimo, perché venerdì prossimo è il 16, il giorno dopo Ferragosto, ma credo che saremo in replica, quindi andiamo direttamente al 23, se tu sei d'accordo. Però mi piacerebbe sapere qual è la tua valutazione sull'attuale riforma federale, tra virgolette, cioè sul meccanismo di autonomia regionale che è stato messo in itinere e che dovrà essere concretizzato proprio nel prossimo settembre-ottobre, come spiega oggi il ministro Calderoli. Mi piacerebbe avere il tuo punto di vista su questo federalismo all'italiana. Allora, intanto io ti ringrazio, grazie al professor Fabrizio Pezzani come sempre, ti auguro buona festa dell'Assunzione, buon Ferragosto in anticipo, e comunque ci sentiamo dopo Ferragosto a questo punto. Grazie professore. Un abbraccio a tutti e buon Ferragosto. Allora, adesso ci fermiamo un attimo e poi abbiamo il nostro Qui Parlamento. Tra pochissimo parliamo di decreto carceri. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Per interagire con Radio Libertà, inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te, 340 6709 659, 340 6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio. Qui Parlamento. Come vi dicevo, oggi parliamo di una questione della quale avrete senz'altro letto in questi giorni. A tal proposito, in collaborazione con il gruppo della Lega alla Camera, do il benvenuto, il buongiorno a Simonetta Mattone, deputato della Lega, buongiorno, magistrato di Cassazione, vicepresidente della Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Davide Rossi, componente di un'altra commissione di inchiesta che ha avuto un peso e che avrà un peso su un fatto di cronaca che tutti conoscono e di cui si ricordano i fatti accaduti presso la comunità Il Forteto, peraltro una commissione di recente istituzione,
componente della Commissione Giustizia e Affari Sociali. Ho detto tutto perché voi, essendo diminuiti di numero, fate molte cose ormai come parlamentari, Sì, no? anche troppe. Forse, Anche ecco, non troppe. osavo dirlo, però in ogni caso Speriamo di oggi ci farle tutte occupiamo di un bene. provvedimento del quale tutti hanno sentito parlare. Il decreto carceri è diventato legge con l'approvazione definitiva da parte della Camera, sono molte le novità previste, lei lo ha definito, Teresa Mattone, un provvedimento che andava convertito, come è successo, senza indugio, perché è un primo passo verso la soluzione di quella che è una vera emergenza, purtroppo non nuova, no? Allora, il ministro Nordio ha detto che l'intento di questo provvedimento non è quello di aprire le porte per alleggerire la popolazione carceraria, pur essendo questo un problema. L'intervento è vasto e strutturale, dice Nordio, e la potremmo chiamare una umanizzazione carceraria. Lascio a lei il compito di riassumerne gli aspetti fondamentali senza che io perda altro tempo. Prego, dottoressa Mattoni. Ma guardi, io ho fatto una premessa perché io ho fatto la discussione generale e poi ho scatenato, per così dire, un putiferio intervenendo sul tema della carcerazione per le pluripregiudicate incinte. La premessa che io ho fatto e che faccio sempre e che fa impazzire di rabbia l'opposizione è che l'Italia è stata governata per gli ultimi 14 anni da presidenti del Consiglio sicuramente non di centrodestra. Quando io inizio questo elenco nominativo, seguito dai nominativi dei ministri della giustizia che si sono succeduti, e cioè Andrea Orlando dal 2014 al 2018, Bonafede dal 2018 al 2021, quindi uno del PD, uno del Movimento 5 Stelle, Marta Cartabia dal 2021 al 2022, tecnico ma non certo simpatizzante per il centrodestra. Succede sempre un putiferio alla Camera perché, come diceva la Caterina Caselli dei tempi andati, la verità fa male. Perché io faccio questo elenco? Perché la premessa è che è vero che non è un'emergenza carceri, ma è un problema strutturale, ma un problema strutturale che non può essere messo in carico all'attuale governo e all'attuale maggioranza, perché, ribadisco, gli ultimi ministri della giustizia che cosa hanno fatto? Assolutamente niente. Ora, questo decreto carceri è un decreto che non è uno svuota carceri. Ma perché non è uno svuota carceri? Non per una diciamo così assenza di buonismo e di umanità da parte del governo e della maggioranza, ma semplicemente perché è statisticamente dimostrato che tutti i provvedimenti indulgenziali non sono serviti assolutamente a nulla, perché le carceri si sono riempite nuovamente, essendo le ragioni del crimine altrove. Anche la stessa proposta Giachetti, che ha suscitato un casino, ieri addirittura sono stati denunciati da Giachetti e da un'associazione, il ministro Nordio e il sottosegretario Ostellari della Lega, per i quali io ho fatto un comunicato, ho espresso la mia solidarietà, che lascia il tempo che trova, però era un gesto che andava fatto, considerata la demenzialità del tutto. Anche lo stesso provvedimento Giachetti ricava una correzione di 15 giorni della concessione dei giorni di liberazione anticipata. Il quesito che io pongo è: un mese in meno di carcere l'anno svuota realmente le carceri? E secondo quesito, le norme che questo governo e questa maggioranza ha varato hanno riempito le carceri? Il rave party, la legge contro i rave party, quante detenzioni ha provocato? Zero. Il decreto Cutro, quante ne ha provocate? Zero. Allora, questi secondo me vanno incastrati proprio con i numeri. Il problema è che loro su questo tavolo di discussione non vogliono entrare. Ora, il DL Carceri non è la panacea di tutti i mali, è un piccolo passo. C'è il problema dell'edilizia carceraria e viene creata una nuova figura, che è quella del commissario straordinario per l'edilizia carceraria, scelto tra persone capaci di gestire le grandi emergenze,
e che durerà in carica un anno e che affronterà il problema della edilizia. Altra cosa importantissima, io ho fatto per 41 anni il magistrato, pensate un po', e negli ultimi 7 anni sono stata sostituto procuratore generale. Andavo una volta al mese, perché questi erano i turni, in udienza al tribunale di sorveglianza, e accadeva che i detenuti, che pure avevano una condotta perfetta e relazioni meravigliose, non potevano usufruire di misure all'esterno, quindi sgombrando il carcere, perché non avevano il lavoro. Cosa si è inventato il governo? Che puoi uscire dal carcere attraverso anche attività di volontariato, attraverso degli albi che verranno redatti dal DAP insieme alle associazioni di volontariato, ovviamente controllate, validate e super sicure, che si prenderanno, tra virgolette, a lavorare in questo ambito i detenuti, perché l'obiettivo è quello di recidiva zero. Nessuno sa, perché se c'è un difetto secondo me del centrodestra è quello di non saper comunicare le cose buone che fa. C'è un disegno di legge di iniziativa del CNEL che è stato fatto però insieme al sottosegretario della Lega Ostellari dal titolo Recidiva Zero, proprio per sviluppare questo tipo di accordi. Perché? Perché il lavoro è la soluzione dei mali. Perché se tu esci dal carcere, non sai fare niente e non hai voglia di fare niente, tu in carcere ci ritorni. Veniamo poi al punto che ha scatenato un'ora e mezza di urla contro di me. Penso di essere stata il parlamentare nella storia della Repubblica più insultata e più urlata. Io me ne faccio un vanto, ma guardi, ho rivisto l'immagine al telegiornale, manco me ne ero resa conto. Parolacce, gesti, di tutto e di più. Perché? Perché io conosco l'universo Rom, ho lavorato 17 anni alla Procura per i minorenni e so che noi non dobbiamo avere l'idea romantica del tipo che suona il mandolino e vende le rose, non è così. Sono organizzazioni criminali, dietro ogni borseggiatrice non c'è la borseggiatrice, c'è un'organizzazione criminale che ti obbliga a suon di botte ad andare a rubare, che ti massacra se torni al campo senza la refurtiva e che sfrutta ciò che tu rubi. Allora questa in Italia si chiama associazione a delinquere e in certi casi associazione a delinquere di stampo mafioso. Mi veniva in mente proprio questo mentre parlava. Tu sfrutti, ho rilasciato ieri un'intervista al giornale che esce, non so se esce oggi o esce ieri, o uscirà domani, scusi. Perché? Perché io sono stata la prima in Italia, tantissimi anni fa, più di 20 anni fa, a tirare via da un campo 27 bambini che venivano obbligati a rubare, venivano portati al centro di Roma da delle capò che li controllavano, erano a gruppi di 4-5 e questi bambini erano costretti a borseggiare, poi scappavano, ritornavano alla stazione di Trastevere, consegnavano ciò che avevano rubato. Per fortuna tra questi c'era un minorenne e io ho contestato l'associazione a delinquere di stampo mafioso e la riduzione in schiavitù, perché per questi bambini lavorare equivaleva a rubare e rubavano in virtù del terrore nei confronti degli adulti. Allora, tornando alla vicenda parlamentare, cosa prevede la norma voluta dalla Lega? Questo va spiegato, che tu arrivi anche incinta al 30° punto davanti al magistrato. Il magistrato può decidere se rimandarti a campo come accade adesso, quindi ricondannandoti a quel tipo di vita allucinante, oppure ti colloca in una struttura protetta che si chiama ICAM, dove tu vieni seguita, aiutata e il tuo bambino viene aiutato. Quando io dico ciò, questi cominciano a urlare come pazzi dicendo che è una norma per i Rom. Io rispondo sì, è una norma per le organizzazioni criminali, perché il nostro ordinamento prevede che a situazioni uguali si diano risposte uguali, a situazioni disuguali
si devono dare risposte disuguali. Quindi questa norma è generale perché è rivolta alla generalità dei consociati, ma va a colpire un fenomeno specifico. Sì. Quindi Molto chiaro. io mi rendo conto, e però vede, quello che mi turba profondamente è che tutta questa gente non è mai entrata in un campo nomadi, non sa come vivono questi, non sa nulla di quella realtà. Se vuole io posso fare un esercizio di scrittura dei cognomi. Io so scrivere Georgievich, che si scrive in 4 modi, Alilovic, Serapovic, cioè Amidovic, io li conosco per filo e per segno e io li voglio aiutare, non criminalizzare. È la filosofia dell'intervento che porta alla protezione di queste poveracce, che sono delle poveracce. Guardi, dottoressa, mi viene da dire che questo è un intento che addirittura dovrebbe avere una sinistra sana, mi permetta di usare questa espressione. No, quella idiota. Quella emancipatrice delle persone, no? Non quella che mette i problemi sotto il tappeto. Io ho una la Schlein ha detto che io ho una furia razzista. La Serracchiani ha detto che ci avviamo verso le leggi razziali. Ho fatto presente che mio marito proviene da una notissima famiglia ebraica e sono stati i parenti del nonno sterminati durante il genocidio. Quindi mi scusi la volgarità, ma questi dicono un sacco di cazzate. Lo so che non si deve dire alla radio, ma mi permetto di dirlo. Queste qua poi sono impazzite perché ho fatto quella battuta tremenda dicendo ma ci siete mai stati al campo nomadi magari col tacco 12? Lì è successo l'inferno, diciamo, perché alcune parlamentari... In effetti, diciamo, un po' politicamente scorretta, di questi tempi basta poco. Ma non me per ne frega un accidente, guardi, io dico quello che mi pare perché io so e loro non sanno, la differenza tra me e loro. Ma loro dovrebbero studiare, loro non sanno niente, prendessero manuali di sociologia, antropologia. Pensi che tantissimi anni fa, persino l'Opera Nomadi, perché io le dico un'altra cosa, quando io ero pubblico ministero a Roma, la squadra mobile fece un grafico. Quando io ero di turno, insieme a una gita che era una donna meravigliosa, Vittoria Correa, noi c'era questo, adesso per fortuna non c'è più il problema dei bossetti dei bambini, sono passati alle donne. Noi prendevamo questi bambini e li avremmo dovuti restituire perché i minori non imputabili. No, io facevo il provvedimento civile e li mandiamo in casa famiglia. Cosa accadeva? Che quando questi si accorgevano che eravamo di turno noi due, non li mandavano a rubare e la curva del borseggio e dei furti in appartamento a Roma fatti dai minorenni crollava. Ricominciavano il mercoledì successivo alle ore 14, perché i turni erano da mercoledì a mercoledì. Allora, diciamo molto più pragmatici di certi suoi colleghi deputati. No, allora stiamo parlando di cose concrete, questi che ne sanno? Hanno mai visto un bambino di 10 anni che quando gli chiedi scusa perché non vai a scuola perché devo andare a lavorare e lavorare equivale a rubare? Hanno mai trovato un bambino di 8 anni nascosto sotto il letto perché è andato a rubare con la madre e la zia? Ma che sanno questi? Questi non sanno niente. Io, guardi, ho dei moti di rabbia, non per gli insulti dei quali vado fiera, ma per la loro assoluta ignoranza. Ecco, certo che questo visto da fuori, da cittadino... Io non so, io mi alzo e dico che la Matone non le dico che cosa non mi hanno detto, il mio intervento è stato interrotto 27 volte, perché non sanno. E se tu li tocchi su un tema come questo, specifico, li incassi e li porti a ragionamento, non sanno rispondere. Beh, il legislatore dovrebbe assumere un atteggiamento un po' diverso, stavo dicendo dal punto di vista del cittadino questo lascia parecchio sconfortati, però insomma alla fine speriamo... Se questa norma passa, è perché non è che l'ordine pubblico a Roma può essere garantito da Cicalone, cioè per carità a me sta pure simpatico il giustiziere che avrete visto sui social, ma non va bene, direi di no. Dottoressa, abuso ancora del suo tempo, è stata molto chiara nell'illustrazione di
questo provvedimento e dei suoi contorni anche parlamentari, che abbiamo potuto vedere peraltro anche sui media, però le voglio chiedere un paio di cose. Allora, che opinione ha lei della polemica che c'è stata su questo decreto che ha ottenuto subito la firma del Capo dello Stato, contrariamente al disegno di legge sull'abuso d'ufficio, che però verrà firmato, mi sembra, proprio in questi giorni, che è una polemica un po' lunare, perché dal punto di vista del cittadino comune, diciamo, questo non ha certamente l'impatto delle cose di cui lei ci ha parlato fino a poco fa. Punto primo. Certo. Punto secondo, mi ha colpito molto, e qui penso esattamente quello che ha scritto Mattia Feltri oggi in prima pagina sulla Stampa, lo condivido integralmente, diciamo, il sarcasmo di Mattia Feltri a proposito di una frase che in tema di giustizia e di carcerazioni ha scritto un suo ex collega, il dottor Davigo, che sul Fatto Quotidiano ha scritto un articolo con una frase di questo tipo: l'alta percentuale di detenuti in custodia cautelare dipende in larga misura dalla bassa percentuale di detenuti definitivi. Insomma, basta aumentare il numero dei detenuti definitivi, quelli in attesa di giudizio rimarranno tali, ma la percentuale diminuirà. Che è come dire, scrive Mattia Feltri oggi, è la battuta di Gaspare e Zuzzurro, quando uno dice all'altro che è un naso enorme e l'altro risponde non ho il naso grosso, è la faccia che è piccola. Lei che ne Così dice? è lui, però vede, io a proposito di Davigo vorrei che fosse scolpita nella pietra la frase che disse che non esistono innocenti, esistono presunti colpevoli, cioè Che l'hanno fatta franca. lui capisce, lui ha una visione della vita carcerocentrica, ma adesso questi qua sono pure in contraddizione. Questo è quello che io ho detto anche in Parlamento l'altro giorno, sempre accompagnato da urla e insulti, ma la visione manettara, i provvedimenti carcerocentrici li hanno adottati tutti loro. Ma guardi che il Movimento 5 Stelle bisognerebbe stare in Commissione Giustizia per sentire quello che dicono, sono cose da brivido. Hanno approfittato della commemorazione di Borsellino, che proprio era tutt'altro, per dire che in realtà bastano i meri indizi per mantenere le persone in carcere. Lo hanno ridetto a proposito della vicenda Tosi. Cioè, io non capisco questa contraddizione di diventare improvvisamente garantisti quando hai riempito tu le galee, quando tu hai modificato le norme sulla custodia cautelare. E Davigo è l'esempio più splendente di questa filosofia. Cioè, questi li volevano prima tutti in galera e adesso tutti fuori perché è arrivato il centrodestra. Cioè, io faccio un discorso, se vuole, un po' banalotto, però questa è gente pericolosa, capisce? Io ho paura quando loro parlano come cittadina, perché sentire un deputato che fa l'avvocato e dire che bastano i meri indizi per rimanere in carcere, addirittura una di loro, di cui non faccio il nome, in commissione fu capace di dire che la cosa ideale sarebbe che tutta la custodia cautelare che sa non conta niente e si ricomincia a contare dalla data della sentenza definitiva, come nel gioco dell'oca. Questo non me lo sono segnato, l'ho sentito con le mie orecchie. Allora questi sono un pericolo per la democrazia e bisogna fare di tutto per fermarli. Per fortuna si sono fermati da soli, però questi continuano a imperversare. Allora, io ringrazio per il momento Simonetta Matone, che è stata con noi in maniera credo estremamente utile anche per chi ci ha seguito. Dottoressa Matone, grazie intanto e buona grazie giornata, a voi, buon lavoro. E buone vacanze per chi le fa. Anche a lei. Qui Parlamento. Dicevo a tutti di sì, perché sono fatto. Rida, giù.
Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Con la DJ Isabi vi aspetto per farvi fare tanti saltelli con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale. Dalle 23 il sabato, se avete voglia di dance, vi aspetto con la Exclusive Dance Chart. Tanti saltelli con la B e il Martinelli. Exclusive Dance Chart. Dovremmo essere in onda in questo momento, siamo ritornati in onda, dicevo poco fa. Allora, mettiamola così, abbiamo 4 minuti alle 9.30. Alle 9.30 poi vi proporrò i 3 pezzi che trovate rispecchiati anche nella home page del sito di radiolibertà.net, che vi invito a frequentare se non l'avete ancora fatto, radiolibertà.net. Troverete alcuni degli estratti delle trasmissioni, le rubriche, gli approfondimenti e tanto altro. Pagina Facebook di Radio Libertà per avere sott'occhio il palinsesto della giornata. Allora, 3 minuti da qui alle 9.30 li impieghiamo per approfondire un attimo l'intervista che ho citato prima di Gianni Trovati sul Sole 24 Ore, pagina 10, al Ministro per gli Affari Regionali Roberto Calderoli. Tra fine settembre e inizio ottobre partiranno le trattative con 4 regioni che hanno già chiesto l'assegnazione di materie che non sono riferite ai famosi LEP, cioè livelli essenziali delle prestazioni, che vanno garantiti prima di poter intraprendere la strada dell'autonomia, per esempio su sanità, scuola e le altre materie più importanti. Sulle materie non LEP, cioè tra virgolette le meno importanti, partiranno i negoziati con 4 regioni tra settembre e ottobre, dice Calderoli. Entro fine dell'anno vorrei portare in Consiglio dei Ministri i primi 2 o 3 LEP, livelli essenziali delle prestazioni che vanno garantiti su tutto il territorio nazionale su competenze importanti. Insomma, l'autonomia differenziata prosegue il suo viaggio. Il Ministro per gli Affari Regionali accetta di confrontarsi oggi col Sole 24 Ore su tutti i temi chiave che agitano il confronto sull'autonomia. Il primo punto che Gianni Trovati sottopone a Calderoli è il seguente: il referendum abrogativo. Sono 30 anni, osserva Calderoli, che mi dedico alla raccolta firme per il referendum. La mia valutazione sul coinvolgimento del popolo è sempre positiva. Le regole però devono valere per tutti. Nel 2015 il referendum che avevo promosso per abrogare un articolo della legge Fornero aveva visto 650.000 adesioni. Poi fu dichiarato inammissibile perché toccava troppe materie e la riforma delle pensioni era collegata alla manovra. Anche l'autonomia è un collegato alla legge di bilancio, alla manovra, per cui, fermo restando la potestà della Cassazione sulla decisione, tutta questa operazione mi pare più mediatico-politica che referendaria.
Tutti poi sanno che il quesito che chiede l'abolizione dell'intera legge è inammissibile, tant'è vero che le regioni, contrarie all'autonomia, hanno scelto anche una strada diversa con un quesito parziale, dice Calderoli, anche perché non va dimenticato che stiamo parlando di una legge costituzionalmente necessaria e l'articolo 116 terzo comma della Costituzione, che è quello che prevede l'autonomia differenziata, la lettera M dell'articolo 117 primo comma, cioè i livelli essenziali delle prestazioni sui diritti civili e sociali da garantire in tutta Italia, e l'articolo 119, che è il federalismo fiscale, con la perequazione, sono in vigore da 23 anni, ricorda Calderoli, ma non sono ancora mai stati attuati. 500.000 firme in poche settimane. Il punto è, osserva Calderoli, raccolte per il referendum abrogativo della legge sull'autonomia, è che questo governo si è rivelato il più sensibile sulla materia referendaria, attivando la piattaforma per le adesioni online, prevista da anni, ma che non era mai partita. In quest'ottica forse andrebbero ripensate anche le soglie minime delle adesioni per avviare referendum o proposte di legge di iniziativa popolare, osserva Calderoli. La riforma del regolamento del Senato, di cui sono stato promotore nella scorsa legislatura, prevede l'obbligo di esaminare queste proposte, ma se raccogliere le firme è così facile, si può arrivare perfino alla paralisi del Parlamento. Poi, siccome il diavolo fa le pentole e non i coperchi, osserva Calderoli, i promotori dovranno richiedere a tutti i comuni i certificati elettorali dei firmatari e farseli validare. Non è un'impresa facile. Fin qui, per quanto riguarda l'atteggiamento della maggioranza di governo sul tema delle autonomie, ho visto qualche distinguo solo da parte di Forza Italia. Delle dichiarazioni non mi interesso, preferisco i fatti. Ho chiesto l'autorizzazione alla Premier Meloni, che me l'ha concessa, di avviare i colloqui con le regioni, che hanno avanzato le prime richieste. Ho tutto l'interesse ad accelerare anche per smontare il polverone politico. Per questo ho chiesto ai proponenti di non indicarmi genericamente le materie su cui chiedono competenze aggiuntive, ma il dettaglio delle singole funzioni, per far cadere subito le polemiche pretestuose. Per esempio, ho visto una certa agitazione intorno all'ordinamento delle professioni, ma tutte le richieste sono concentrate sulle professioni non ordinistiche, non certo su commercialisti o avvocati. Una volta letti i testi delle richieste regionali, non ci sarà nessuna paura nella popolazione, né tantomeno fra gli alleati di governo. Facciamo un piccolo stacco, quello delle 9.30, concludiamo poi l'intervista a Roberto Calderoli. Ci sentiamo tra pochissimo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. I film sono sogni che non dimenticherai mai. Che genere di film faremo? Movie Time, la magia del cinema, ogni sabato dalle ore 16. Qual è stata la tua parte preferita? Radio Libertà, la tua radio. È impossibile. Solo se pensi che lo sia. Non è meraviglioso? Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Per interagire con Radio Libertà, inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te. 340 6709 659 340 6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio. Torniamo all'intervista a Roberto Calderoli sul Sole 24 Ore. Fin qui sul tema dell'autonomia regionale. Fin qui le proposte sono arrivate da Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria. Cosa chiedono? In prima battuta, risponde Calderoli, si lavora sulle materie non subordinate all'individuazione dei LEP, cioè i rapporti internazionali con l'Unione Europea da parte delle regioni, commercio con l'estero, professioni, protezione civile, previdenza complementare e integrativa, coordinamento della finanza pubblica, casse di risparmio a carattere regionale, enti di credito fondiario, organizzazione della giustizia di pace. Ma, ripeto, queste definizioni, dice Calderoli, possono essere fuorvianti, perché il punto sono le funzioni specifiche.
prima dell'avvio ufficiale del confronto, che il confronto dovrà avvenire una volta decorsi 60 giorni previsti dalla legge per le valutazioni dei vari ministeri, non posso entrare nel dettaglio, ma il Veneto ha chiesto funzioni che riguardano tutte le 9 materie. La Lombardia ne ha chieste 8 e non ha chiesto l'organizzazione della giustizia di pace. Piemonte e Lombardia 6, Piemonte e Liguria. Il 27 luglio ho inviato a tutti i ministeri competenti e al Ministero dell'Economia e delle Finanze i documenti. Una volta trascorsi 60 giorni da quella data, dobbiamo cominciare il confronto con le regioni. Per quanto riguarda l'elenco delle competenze trasferibili, cosa possono fare concretamente le regioni su temi come il commercio con l'estero o le grandi reti di energia e trasporto? Beh, risponde Calderoli a questa domanda del giornalista Gianni Trovati sul Sole 24 Ore. Quando vedo nella legislazione concorrente alcune materie, mi viene da pensare che qualche autore della riforma costituzionale del 2001 abbia alzato troppo il gomito. Nel 2005 ho provato a rimettere ordine con la devolution, che però fu bocciata dal referendum. Poi altre grandi iniziative non le ho viste. Quel che si può fare ora è utilizzare cum grano salis questo impianto costituzionale per individuare le funzioni che possono essere svolte in concreto più efficacemente dalle regioni che dallo Stato. Al contrario, per esempio, la riforma del 2001 contempla la possibilità che le regioni possano assumere competenza legislativa esclusiva sulle norme generali sull'istruzione, ma è un'ipotesi che non sembra praticabile e quindi è difficile che possa essere presa in considerazione. Una scuola lombarda, una scuola veneta? Non ci sarà mai, neanche per sogno, risponde Calderoli. Se però all'interno delle singole materie individuiamo con la cautela del buon padre di famiglia quello che può essere gestito meglio dalle regioni, spesso funzioni di tipo amministrativo, tipo leggi Bassanini, facciamo il bene del paese. Chi paventa le cavallette o le piaghe d'Egitto sarà smentito. Ma l'elefante nella stanza, osserva Gianni Trovati sul Sole 24 Ore, in dialogo col ministro Calderoli, è rappresentato dai LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, e i loro costi. Quanto costano i LEP? Non sono un'ipoteca sull'intera riforma? Risponde Calderoli: non riesco ad accettare che ci si sia resi conto soltanto ora che mancano i LEP e quindi non sono garantiti ovunque i diritti civili e sociali previsti dalla Costituzione. I divari territoriali non nascono dall'autonomia, che semmai li ha rimessi al centro del dibattito, e io mi sono preso la briga di tracciare per primo i confini delle materie che devono essere disciplinate dai livelli essenziali. I LEP, prima di tutto, possono modificare la distribuzione delle risorse, ma in modi diversi a seconda della funzione. In qualche caso la coperta si sposta a sud, in altri a nord. Bisognerà costruire proposte che la riportino per quanto possibile al centro. Servirà un margine in più? Può darsi, ma bisogna procedere per passi. Una quota non marginale di LEP è però soprattutto regolatoria, può comportare qualche costo amministrativo dallo Stato alla Regione. Va sottolineato che ai LEP dovranno essere abbinati costi e fabbisogni standard, un meccanismo inevitabile perché il diritto a certe prestazioni non si trasformi nel pretesto a sostenere una spesa senza limiti. Ne andrebbe degli equilibri di bilancio e dei diritti delle generazioni future, che si troverebbero a sopportare il debito contratto per sostenere le spese illimitate. Inoltre, la determinazione di costi e fabbisogni standard destituisce di fondamento scientifico e pratico la tesi per cui i LEP aumentano la spesa. Resta il problema di come finanziare questi LEP, livelli essenziali delle prestazioni. Dei margini enormi, risponde Calderoli, possono arrivare da una spending review regionale che stani le inefficienze. Per esempio il Veneto ha 4,8 milioni di abitanti contro i 5,6 milioni della Campania, ma per il personale spende quasi la metà e per l'acquisto di beni e servizi circa un quinto, compresa l'energia. Sono differenze che vanno motivate oppure eliminate. Non voglio togliere risorse al cittadino campano, voglio che quei soldi siano spesi meglio. Poi se occorreranno fondi aggiuntivi, prosegue Calderoli, non potremo metterli tutti e subito. Occorre partire e voglio rassicurare tutti, una base di partenza c'è, sotto il nostro naso.
Ricordo che la spesa pubblica, secondo Banca Italia, si aggira intorno ai 1.150 miliardi e le prestazioni ai cittadini vengono già erogate. Il problema è proprio dato dal fatto che in alcuni casi vengono erogate male. Qui è il nocciolo della questione e la sfida per l'efficienza. I soldi ci sono, ma occorre spenderli bene. Forse qualcuno teme di non essere all'altezza. Per quanto riguarda il lavoro per definire i LEP, siamo molto avanti sull'ambiente, siamo a buon punto sulla sicurezza del lavoro, abbiamo quasi ultimato l'analisi sul governo del territorio. Vedo quasi praticamente raggiunto il risultato. Per quel che riguarda la sanità, con i livelli essenziali di assistenza già definiti, il grosso del lavoro è fatto. Quanto ai livelli essenziali di assistenza, dimostrano, osserva l'intervistatore, che gli standard da soli non bastano a creare una sanità omogenea da nord a sud. Il fatto è, risponde e conclude Calderoli, che oggi i livelli essenziali di assistenza vengono utilizzati per le verifiche dopo, ex post, non in via preventiva per la distribuzione del fondo sanitario, che avviene per la quasi totalità sulla base della popolazione corretta per l'età. Con la riforma invece saranno impiegati anche per il riparto, ma è evidente che la distribuzione delle risorse oggi destinate alle varie regioni, frutto di intesa tra le regioni, non giustifica la migrazione sanitaria, che è dovuta all'inefficienza e nega a molti cittadini il diritto di farsi curare a casa propria. È bene ricordare, a chi finge di non saperlo, che il riparto del Fondo Sanitario Nazionale vede un valore medio pro capite di spesa sanitaria intorno ai 2.000 euro circa e nonostante questo sostanziale equilibrio nella ripartizione ci sono realtà più efficienti di altre. Detto questo, conclude Calderoli, al di là del grosso problema delle liste d'attesa, la nostra sanità continua a essere migliore rispetto a quella di molti altri paesi. Ma anche se il ministro Giorgetti mi maledirà, penso che per riportarla al top un punto di PIL in più, circa 20 miliardi, nel fondo sanitario, dovremmo mettercelo progressivamente nel tempo. Così Roberto Calderoli sul Sole 24 Ore. Adesso mettiamo un piccolo jingle di separazione e poi andiamo a vedere i 3 articoli, direi, più interessanti del giorno, che poi rivedrete anche sul sito di radiolibertà.net. Per la tua pubblicità visita il sito radiolibertà.net. Torniamo subito in onda. Il primo articolo che desidero segnalarvi per oggi ha a che fare con un bel racconto di Carlo Cambi per La Verità, a pagina 12. Carlo Cambi si trova in Gran Bretagna e in questo caso l'articolo della Verità è un resoconto da Bristol. È un tranquillo giovedì di paura qui a Bristol, scrive Cambi. Si aspetta il consiglio che è diventato un ordine. Restate a casa, evitate il centro, il lungo Avon, l'Arbor. Si sentono sporadiche sirene della polizia, basta un urlo del camion dei pompieri, oggi 3 incendi, per sussultare. A Bristol rinchiusi con il coprifuoco, mentre fuori le bande si scontrano. Lotta all'invasione, titola La Verità, il reportage di Carlo Cambi. Strade presidiate da agenti in tenuta antisommossa. Dalla città vecchia sono spariti gli spacciatori pakistani. Restano i fatti, non di cronaca, quelli che non si reggono in piedi, fatti da tanta roba che hanno in corpo. Stanno accampati a Castle Park, trasformato in un ghetto senza tetto né legge, dove dopo il tramonto entrano in azione le sentinelle islamiche per difendersi dai bianchi, mentre i facchini nepalesi sbaraccano in fretta dal St. Nicholas Market e le studentesse indiane scivolano lungo i muri uscite dall'università. I bangladini no, quelli continuano a vendere la qualunque H24. Di solito alle 5 del pomeriggio in Inghilterra si offre il tè. Da 5 giorni servono il coprifuoco. I receptionist sono inflessibili, sprangano le porte automatiche. Resto in albergo, scrive Carlo Cambi, in attesa che passi questa buriana di proteste contrapposte. Prima gli anti-immigrati, ma forse è solo gente impoverita, che non si sente garantita, stufa dello spaccio sotto casa, che non ne può più di dover gestire uno strisciante conflitto sociale per la casa, il posto in ospedale o all'asilo. E poi gli antirazzisti, che si lavano la coscienza gridando accoglienza, accoglienza, ma anche morte ai razzisti, facendo il segno peace and love.
Entrambi sono sfilati e si sono menati. È successo sabato scorso con alcuni negozi sfasciati sotto i murales di Banksy, che a Bristol ha cominciato e ha un itinerario turistico dedicato ai suoi quadri urbani. Forse il buonismo alla Banksy, osserva Carlo Cambi sulla Verità di stamani, c'entra qualcosa con questo smarrimento tra politicamente corretto, arroganza woke e esasperazione bianca. Sotto un cielo di piombo c'è una città, Bristol, di colpo divenuta trincea. È l'eruzione di un vulcano sociale. Il magma del malcontento sono la sinistra che ha abbandonato la difesa dei ceti operai per darsi ai diritti. Sono i conservatori inglesi, incapaci durante e soprattutto dopo il Covid, sono le città fuori mercato per chi ci lavora, la dipendenza anche dai cellulari di giovani senza più rotta. Bristol, scrive Carlo Cambi, è l'archetipo di queste contraddizioni che covano in Inghilterra e in tutta Europa. Una delle attrazioni turistiche è la SS Great Britain, il più grande pirovelliero mai costruito. Ha trasportato schiavi, poi carbone, sempre merce nera. Quelli che mercoledì hanno sfilato a migliaia contro i cosiddetti razzisti, e qualcuno si è anche lanciato nella caccia al bianco senza che la polizia muovesse un dito, sono i nipoti degli schiavisti. Adorano Banksy e si lavano la coscienza. Quelli che sabato hanno sprangato gli spacciatori hanno assaltato la polizia, che nulla ha fatto per evitare lo scontro, vogliono levarsi dalla coscienza di essere stranieri a casa loro. Tutto è iniziato dall'arresto di Axel Ruda Cubana, 17 anni di origine ruandese, che 2 lunedì fa ha ucciso a coltellate a Southport, vicino a Liverpool, 3 bambine in una scuola di danza. Il processo si farà forse a fine ottobre. Complice la solita omertà della polizia, si è sparsa la notizia falsa, pare, che fosse di fede islamica, e da quel giorno è stata un'escalation di manifestazioni, oltre 100. Sabato a Liverpool oltre 1000 di opposte fazioni si sono affrontate. Ci sono andati di mezzo i poliziotti. A Belfast sembrano tornati i giorni dell'Aira. A Sunderland è stata assaltata una moschea. Martedì la replica in una cinquantina di città. Mercoledì la risposta dei sedicenti antirazzisti. La polizia dice che a gonfiare le proteste sono le fake news e ci va giù dura con gli arresti. 428, 6 già condannati, 120 gli incriminati. Secondo fonti del fronte antimigranti, si stanno scarcerando condannati per reati comuni per fare spazio nelle galere. La polizia ha diffuso un post su X con le pene per i reati commessi dai manifestanti. Sommossa fino a 10 anni di carcere, disturbo violento e danni fino a 5, istigazione all'odio razziale fino a 7 anni, scrive ancora Carlo Cambi citando il tweet della polizia sulle pene draconiane. L'ultimo punto è eloquente: istigazione all'odio razziale 7 anni, dato che odio razziale è l'ombrello sotto cui ricade ogni critica all'immigrazione. La polizia dunque sta avvertendo soltanto una delle parti in causa. L'odio degli altri pare avere dunque legittimazione. Ecco perché la polizia è accusata di doppio standard, vale a dire durissima con i bianchi, tollerante con chi incita alla guerra santa in Palestina, e lascia che nei quartieri multietnici siano gli islamici a organizzare l'ordine pubblico. Entrare nella città vecchia, a Bristol, dopo il tramonto, per un bianco cattolico non è saggio. Il neopremier laburista Keir Starmer ha schierato 6.000 agenti e ha convocato i vertici dei social media, intimando: anche chi indirettamente incita alla violenza conoscerà il severo volto della legge. Le autorità britanniche, conclude Carlo Cambi, derapano. Anche ritwittare un contenuto definito razzista porterà all'arresto, avvertono le autorità. In un video girato a Walthamstow si vede un consigliere laburista, Ricky Jones, poi sospeso dal partito e arrestato, gridare a una manifestazione contro l'estrema destra: dobbiamo tagliargli la gola e sbarazzarci di tutti loro. Insomma, osserva in conclusione Carlo Cambi sulla Verità, il clima è tesissimo, ma Brexit non c'entra, c'entrano gli ingressi incontrollati. Il leader conservatore Rishi Sunak voleva dirottare gli immigrati irregolari in Ruanda,
Passando per Cambridge si vede il prato del Royal College, la più austera scuola del Regno Unito, occupato da una tendopoli. Sventolano bandiere palestinesi, cartelli che inneggiano all'intifada e alla cancellazione di Israele. A Starmer non è venuto in mente di chiedersi se incitano all'odio razziale. Intanto gli studenti ebrei sono fuggiti dai college, conclude Carlo Cambi sulla Verità, pagina 12 di stamattina. Il secondo articolo invece ci riporta in Italia, abbiamo parlato prima con la dottoressa Matone, magistrato per 41 anni, c'è una storiaccia che riguarda un magistrato molto illustre, il dottor Pignatone. Il dottor Pignatone è stato il procuratore capo, Giuseppe Pignatone, di Reggio Calabria, di Palermo, cioè delle due procure antimafia per eccellenza in Italia, poi di Roma, la procura più importante d'Italia, e oggi del Vaticano. Scusate se il curriculum è modesto. Il dottor Pignatone è accusato oggi da un altro magistrato illustre antimafia che tutti conoscono, poi ha tentato la strada della politica e adesso fa l'avvocato, ovvero Antonio Ingroia, altro magistrato del Tribunale di Palermo. Ora, cosa dice Ingroia di Pignatone? Ci è andato giù molto piano, era in rapporti con i boss della mafia. La questione viene raccontata oggi da Luca Fazzo, credo LF, la sigla, sul Giornale, a pagina 6. Sentite un po' cosa dice Antonio Ingroia. Giovanni Brusca mi disse che il dottor Pignatone era in rapporti con uomini di mafia di peso, che era disponibile verso Cosa Nostra e disse che lo aveva saputo da Totò Riina. Trasmettemmo i verbali alla procura di Caltanissetta dove vennero archiviati, ha detto Antonio Ingroia. Se c'erano ancora dubbi sulla virulenza dell'uragano che sta scuotendo la magistratura intorno al caso Pignatone, a fugarli arrivano le dichiarazioni di un ex pubblico ministero che è stato anche lui un'icona dell'antimafia, fino allo sfortunato sbarco in politica. Antonio Ingroia, racconta Luca Fazzo sul Giornale, era in procura a Palermo, lavorava con Paolo Borsellino a Marsala, conosce molto bene sia Pignatone che il suo vice Gioacchino Nattoli, magistrati di punta dell'antimafia a Palermo. E che entrambi siano sotto inchiesta per favoreggiamento alla mafia non stupisce affatto Ingroia, soprattutto per quanto riguarda Pignatone, che come magistrato era l'antitesi di Giovanni Falcone, dice Ingroia. Lo osteggiò in ogni modo. Paradossalmente è stato raccontato per decenni dai giornaloni come l'erede di Falcone e invece era il contrario, dice Antonio Ingroia. Il dottor Pignatone, che da Palermo è approdato prima a Reggio Calabria, poi a Roma e oggi presiede il Tribunale del Vaticano, Pignatone dunque è indagato per aver aiutato Cosa Nostra e il gruppo Ferruzzi di Raul Gardini a insabbiare l'indagine dei carabinieri del ROS sul dossier Mafia e Appalti, quella che svelava i rapporti dei clan corleonesi con la grande azienda del Nord, Ferruzzi Montedison. Fu quell'inchiesta il movente della morte di Paolo Borsellino. Paolo Borsellino avrebbe voluto portare avanti l'inchiesta e a voler affossare l'inchiesta a tutti i costi fu il procuratore di Palermo, Pietro Giammanco, di cui nel 92 Pignatone era il collaboratore più fidato. Non fu, dice Ingroia, un errore semplice di valutazione. Il problema è che Giuseppe Pignatone, di quell'indagine, non avrebbe dovuto occuparsi perché toccava direttamente la sua famiglia. L'indagine, spiega Antonio Ingroia, riguardava imprenditori mafiosi che avevano avuto a che fare direttamente con il padre del dottor Pignatone. Il padre di Pignatone era un ras della politica siciliana, un uomo vicino a Salvo Lima, quindi alla corrente andreottiana, racconta Antonio Ingroia. Nelle carte che mandammo senza risultato a Caltanissetta c'era anche la storia degli appartamenti che i costruttori mafiosi, oggetto dell'inchiesta Mafia Appalti, avevano venduto a prezzi ridottissimi, sostanzialmente regalati, alla famiglia Pignatone. Tra questi c'era quello di cui godeva il dottor Pignatone e dove credo che abiti anche oggi, tuttora, racconta Antonio Ingroia. È lì, in questo incredibile coacervo di interessi mafiosi, imprenditoriali e giudiziari, che ora, con la fatica di 30 anni trascorsi, scrive il giornale, i nuovi capi della procura di Caltanissetta cercano la spiegazione della strage di Via D'Amelio.
Ingroia, va ricordato, la spiegazione l'aveva cercata da tutt'altra parte, nella inesistente trattativa Stato-mafia, indagando Berlusconi, Dell'Utri, i carabinieri del ROS. E nonostante le assoluzioni in massa dei suoi indagati, Ingroia non demorde. Può darsi, dice Ingroia, che ci sia stata una convergenza di moventi nell'uccisione di Borsellino, ma che il vero segreto custodito da Falcone portasse verso Raul Gardini e non Berlusconi, ora ne è certo anche Ingroia. Quando Giovanni disse adesso la mafia investe in borsa, ricorda Ingroia, parlava certamente del gruppo Ferruzzi. Conclude il giornale. Anche Ingroia trova sconcertante che Pignatone, convocato dai pubblici ministeri di Caltanissetta, si sia rifiutato di rispondere, e ancor più sconcertante che continui a presiedere il Tribunale del Vaticano, perché, osserva Ingroia, si sono dimessi dei ministri per molto meno. Ma è contento che la congiura del silenzio stia finendo, il dottor Ingroia, e che magari si trovi un perché ad altri misteri di quegli anni. Quando arrivò una segnalazione, ricorda Ingroia, che sarebbero stati uccisi Antonio Di Pietro e Paolo Borsellino, Di Pietro venne prelevato dai servizi segreti e fu portato al sicuro in Costa Rica. Borsellino invece non fu neanche avvisato e lo lasciarono a Palermo in pasto ai suoi carnefici. Perché? Si domanda e conclude Antonio Ingroia. E capite che insomma sono considerazioni che mettono i brividi. Noi ci fermiamo qui perché la materia diventa scivolosa, qualsiasi commento è pericoloso, ma quello che dice Ingroia non è pesante, è una montagna di piombo di quelle terrificanti. Andiamo comunque al terzo argomento che troverete anche sul sito, poi il sito di radiolibertà.net. Il terzo argomento ha a che fare con una ricerca fatta da Klaus Davi su Milano, e ne parla oggi il quotidiano Libero a pagina 37. Odio islamico in moschea, siamo appunto nel capoluogo lombardo, ebrei nel mirino, Hitler doveva sterminarli, gli ebrei, musulmani scatenati contro Israele e Occidente, siete tutti bastardi, l'inchiesta di Klaus Davi preoccupa la città, tranne la sinistra. Ci toccherà occuparcene perché quanto ha documentato nel suo reportage tra i centri islamici di Milano, via Padova, via Maderna e via Leyen, Klaus Davi, è inaccettabile, scrive su Libero Claudia Osmetti stamani. Non lo era accettabile nemmeno prima del 7 ottobre, la strage e il pogrom degli ebrei in Israele, non lo è a maggior ragione adesso. Sbrodolate di odio antisemita, ingiurie degne dei nazisti durante la Kristallnacht, mistificazioni della storia e del diritto internazionale che tirano in ballo tutti, non solo gli ebrei, ma anche gli americani. Eppure quei musulmani che con Gerusalemme hanno cercato non tanto una mediazione, ma una convivenza come il presidente egiziano al-Sisi. Insomma, la documentazione raccolta da Klaus Davi, un video, dura circa mezz'ora. Il video lo potete trovare su YouTube, è il terzo di una serie di video fatti da Klaus Davi. Nel girarlo Davi non si è mai nascosto, insomma non ha mai celato la sua identità di giornalista. Tutti quelli che hanno parlato con lui l'hanno fatto consapevoli di essere registrati, non di nascosto, ma alla luce del sole, come se fosse naturale, come se fosse normale negare a Israele il diritto di esistere o sostenere che il pogrom dei tagliagole che ha trucidato bambini di pochi anni e massacrato i ragazzi al rave del Negev lo scorso 7 ottobre sia stato un atto di resistenza araba, come dice qualcuno degli intervistati da Klaus Davi nelle moschee milanesi, o scagliarsi contro il premier Netanyahu, il presidente americano Biden, la senatrice italiana Segre, che a differenza di chi la attacca ha visto gli orrori di Auschwitz. I soldi ce li hanno gli ebrei e comandano l'Europa e gli Stati Uniti, e Hitler avrebbe fatto bene a sterminarli tutti, dice uno degli intervistati da Klaus Davi alla luce del sole in uno dei centri islamici di Milano. Un altro: io sono egiziano e anche palestinese, questa è la terra nostra. Vai a ricordargli, osserva Libero, che dei milioni di profughi di Gaza stanno nei campi in Egitto e negli ultimi 70 anni l'Egitto non ha concesso loro una cittadinanza che fosse una. Un'altra frase detta da un altro soggetto intervistato da Davi:
Hitler voleva far morire tutti gli ebrei, però ha fatto male a lasciare la metà in vita e questa metà fa casino in tutto il mondo, per primi i Rothschild, sono tutti bastardi. Al netto, come sottolinea David, delle critiche a Biden, Meloni, Netanyahu, che con uno sforzo potremmo far rientrare nella sacrosanta contestazione politica, le invettive contro Liliana Segre, raccolte da Klaus Davi, sono intollerabili. Secondo un interpellato, la Segre è una quinta colonna israeliana, secondo un altro è una falsa, un'israeliana, una che non conosce il dolore, una bugiarda, e ancora una che giudica i palestinesi stando a Milano dovrebbe andare in vacanza a Gaza. Invito che, scrive Libero, provocatoriamente si potrebbe rivolgere a tutti quelli che abbiamo festeggiato il 7 ottobre, dicono, intervistati da Davi, perché Hamas si è solo difesa dagli attacchi di Israele, ha dimostrato che Israele può essere annientato. Finiamola qui, conclude Claudia Osmetti, si avvia a concludere, perché sono quasi 10 mesi che sentiamo ripetere queste sciocchezze. Commentarle diventa superfluo, non hanno fondamento se non nell'odio, non hanno sostanza se non nel travisamento, non hanno ragione, punto e basta. Semmai dovrebbe far riflettere sul perché non siamo riusciti a sradicarle, oltre al fatto che spesso vengono ripetute a pappagallo anche dagli italiani dei cortei from the river to the sea, cioè per annientare Israele dal fiume al mare. Quella di Davi, osserva ancora Claudia Osmetti su Libero, è un'importante fotografia del fanatismo islamico latente a Milano e osserva il deputato di Fratelli d'Italia ed ex vice sindaco Riccardo Decorato. Tutto questo mostra quanto sia concreto il rischio di infiltrazione dell'ISIS a Milano. Grazie all'inerzia del centrosinistra ci sono ben 12 moschee abusive che sono ad alto rischio di diventare centri di reclutamento di fanatici islamici. Parole condivise anche dalla consigliera comunale ed europarlamentare della Lega Silvia Sardone. L'Islam radicale a Milano esiste, è un problema, le minacce agli ebrei, gli insulti all'Occidente, gli elogi a Hitler, l'esaltazione di Hamas spaventano ma non stupiscono, osserva Sardone. Complimenti al PD che ha concesso di costruire una grande moschea negli ex bagni pubblici di via Esterle. La moschea di via Padova 144 era frequentata da un clandestino egiziano legato all'ISIS, secondo la procura pronto a compiere attentati. Le moschee di via Maderna, la moschea di via Maderna è legata a Milli Gorush, l'associazione turca già inserita nella lista nera del governo tedesco. Questi sono gli islamici con cui dialoga il comune di Milano, dice Sardone su Libero. Pagina 37, odio islamico in moschea, l'inchiesta di Klaus Davi che preoccupa tutta la città tranne la sinistra, scrive appunto Claudia Osmetti. Questo era il terzo pezzo di giornata. Piccola pausa, poi torniamo agli altri argomenti di oggi. Per interagire con Radio Libertà, inviaci un messaggio di testo, audio, video al nuovo numero dedicato a te 340 6709 659 340 6709 659. Rimani connesso con Radio Libertà, la tua radio. Allora, torniamo in onda e vi segnalo rapidamente, visto che abbiamo citato prima Mattia Feltri, vi segnalo sul Foglio, siamo a pagina 1 dell'inserto, la ripubblicazione di un ritratto di Lino Iannuzzi che tanto tempo fa, nel 98, fece proprio Mattia Feltri quando Lino Iannuzzi compì 70 anni. Una lunga biografia dialogata, un'analisi politica e di vita vissuta da parte di Lino Iannuzzi, pubblicata a puntate sul Foglio, poi raccolta in un libro con le vignette di Vincino, intitolato Iannuzzi, 70 anni di finzioni e di avventure. Visto che è morto l'altro giorno a 96 anni, Lino Iannuzzi, il Foglio ripropone da oggi il libro di Mattia Feltri, Vita e fatti più o meno notevoli di un grande giornalista, Lino Iannuzzi, e dell'Italia che ha visto. Si comincia con Hitler a Napoli, la repulsione di un ragazzino per la ginnastica e la città trasformata dagli americani. Era nato nel 1928, nel 1943 si diplomò trionfalmente all'età di 15 anni in una Napoli affamata e sotto le bombe. Lino l'ha sempre considerato un prologo del piano Marshall: chi non si prostituiva rubava o si dedicava
al contrabbando. Inizia da qui, dalla Napoli post-bellica, dopo la seconda guerra, il racconto della biografia di Lino Iannuzzi fatto da Mattia Feltri su Il Foglio. Foglio che lasciamo per andare invece a dare un'occhiata anche al Domani. Sul Domani invece vi segnalo una questione di vini olimpici. Di che si tratta? Di Malagò, il numero 1 dello sport italiano, e gli affari degli amici, scrive Enrica Riera sul quotidiano dell'editore svizzero Il Domani. Le etichette da portare a Parigi, le etichette di vini, ecco chi brinda a Casa Italia, sono state scelte per conto del CONI di Malagò da LT Wine and Food Advisory. Questa società fa capo a Lorenzo Terzi, con un piede nel mondo vitivinicolo e uno in quello dello sport. Gli affari degli amici di Malagò. Fermi, frizzanti, leggeri, corposi, secchi, dolci, passiti, rossi, bianchi e rosati, scrive il Domani. Sono le caratteristiche diverse dei 32 vini presenti a Casa Italia Parigi 2024, l'Hospitality House allestita nel villaggio olimpico, nonché a Casa Italia delle Paralimpiadi. Le etichette rappresentative di 29 cantine del bel paese, soprattutto del Made in Italy a Parigi, hanno un minimo comune denominatore. Sono state scelte per conto del CONI da una società di consulenza, la LT Wine and Food Advisory. È una società di consulenza dei produttori vitivinicoli che fa capo a Lorenzo Terzi, da sempre con un piede nel mondo del vino, un altro in quello dello sport. Nessun bando per scegliere la società, nessuna gara tra cantine per piazzare il proprio prodotto all'interno della carta dei vini targata Giochi Olimpici e pertanto nell'ambito di una manifestazione importante di pregio dalla risonanza mondiale. In altre parole, racconta il quotidiano Domani, il CONI, guidato da Giovanni Malagò, ha incaricato per la selezione dei vini la società di consulenza del Romagnolo Terzi che sul suo sito ufficiale viene descritta come realtà dalla lunga esperienza negli eventi sportivi più prestigiosi del paese, già al fianco della Federazione Italiana Giuoco Calcio. Recentemente, in qualità di Wine Advisory, la società ha assistito alla Ryder Cup Italy 2023, la più importante manifestazione golfistica ospitata a Roma l'anno scorso. Tutto lecito, ma l'assenza di una procedura di gara racconta ancora una volta una vicenda all'italiana, dove sembrerebbe che a spuntarla, invece della trasparenza, sia l'amicizia. L'amicizia tra Terzi, una delle personalità più influenti nel mondo del vino, e Malagò è tra l'altro un'amicizia di lunga data. Entrambi frequentano lo storico esclusivo Circolo dei Canottieri Aniene di Roma. Malagò ne è presidente onorario, Terzi socio. Insomma, la solita Italia, mettiamola così, secondo il Domani. Sulla prima pagina, dalla prima pagina di Italia Oggi, invece vi segnalo il diritto al rovescio del direttore Magnaschi sull'intelligenza artificiale e racconta un paio di episodi interessanti, il Magnaschi, che l'intelligenza artificiale per il momento si è solo affacciata sulla scena, ma creerà ottime soluzioni, certamente, producendo però anche gravissimi problemi. Per esempio, nota Magnaschi, circolano sui social 2 video devastanti. Uno riprende un Sergio Mattarella indistinguibile dal vero Presidente della Repubblica, che invita gli italiani a fare investimenti di tipo nuovo, che consentirebbero a loro di guadagnare un sacco di soldi senza rischio e senza lavorare. Nell'altro video compare invece il farmacologo Silvio Garattini, che consiglia medicinali contro i dolori articolari, ricordando che i suoi consigli sono meditati perché da giovane è stato ortopedico. Garattini invece, nota Magnaschi, non è mai stato ortopedico e questo errore potrebbe essere stato fatto apposta per ridurre le responsabilità di chi ha fatto il video imbonitore. Contro i video di questo tipo, le tradizionali fake news sono patetiche. Tali video quindi non si possono lasciar circolare e gli autori vanno puniti rapidamente e esemplarmente. La politica ci sta pensando? Domanda Pierluigi Magnaschi. A pagina 2 di Italia Oggi invece il nostro Antonino Danna si occupa di un'altra questione. Le città sono vuote, come Milano per esempio, ma i divieti restano, tipo area B, area C, eccetera. Egregio sindaco di Milano, Giuseppe Sala, in arte Beppe. Scrivo questo filo di nota, che è il titolo della rubrica di Antonino Danna, appunto, a pagina 2 di Italia Oggi,
perché fortunato possessore di un Alfa Romeo di grossa cilindrata e di ampi consumi, che mi permette di essere uno dei bancomat meglio forniti non solo della Repubblica Italiana, che mi spreme col bollo, l'IVA su ricambi e manodopera, accise sui carburanti, revisione biennale, controllo dei fumi, ma anche per le amministrazioni locali che usano autovelox in modo disinvolto in nome della sicurezza, buona questa, mettendo il limite di 50 orari su 220 metri di strada statale in rettifilo con limite generale di 90, e di altre amministrazioni locali quali la sua, che in tema di spostamento su ruote ne ha fatte girare tante di ruote. Vorrei capire, non essendo molto pratico del settore, se alla data del 9 agosto abbia ancora senso, scrive Antonino Danna, tenere attive le aree B e C in nome della riduzione dell'inquinamento ambientale, visto che ad agosto la gente scappa letteralmente via da Milano. Per quale motivo, quando la città si svuota, orde di italiani che non possono permettersi l'appartamento al bosco verticale o una vettura a pile devono comunque lasciare l'auto in qualche parcheggio fuori dalla città o viaggiare sui mezzi, con quello che ne consegue in tema di odori, affrori e frequentazioni, che non sono tutte ad alto reddito e ogni tanto sarebbero pure curiosi di capire cosa ci sia dentro il portafogli di qualche malcapitato. Insomma, che senso ha mantenere i divieti nelle città vuote anche ad agosto? Intanto lasciamo Italia Oggi e andiamo a dare un'occhiata, no, non la lasciamo per la verità, perché andiamo a dare un'occhiata invece a pagina 11 al resoconto che da Berlino ci fa, come sempre in maniera interessante e brillante, Roberto Giardina. Attenzione che sono in arrivo le nonne. Di che cosa si parla? Della mobilitazione in Germania delle anziane per indurre i nipoti a non votare per l'estrema destra. In Turingia si vota il 1° settembre e la destra dell'AfD, Alternative für Deutschland, è data al 29%. Saranno le nonne a salvare la Germania e forse l'Europa, scrive Roberto Giardina. A Erfurt hanno indetto il primo congresso nazionale per discutere come convincere i nipoti a non votare per l'estrema destra. In Turingia si vota il 1° settembre e AfD, il partito dei razzisti, dei neonazi, ma non solo, secondo i sondaggi è saldamente al primo posto col 29%, seguito dai cristiano-democratici con il 22%. Gli altri partiti litigano, si danno la colpa di perdere elettori, vorrebbero vietare AfD, Alternative für Deutschland, ma sarebbe come mandare dietro la lavagna un bambino cattivo invece di educarlo e riportarlo sulla retta via. Lo pensa l'Unione delle Großmutter, le nonne, chiamate affettuosamente OMAS. Finora l'unica che riesca a contrastare Alternative für Deutschland è Sarah Wagenknecht, con il suo partito, il BWS, nato appena a gennaio. 55 anni, festeggiati a luglio, non è una nonna, neanche una madre, ma sa parlare agli elettori di ogni età. Occhio che sono in arrivo le nonne in Turingia per fermare Alternative für Deutschland. Intanto lasciamo a questo punto il primo piano di Italia Oggi. Abbiamo già visto l'articolo di Carlo Cambi, un attimo solo che ci tariamo su ciò che ancora vi vorrei proporre e vi vorrei proporre anche un altro articolo interessante che compare sul Fatto Quotidiano di oggi nella rubrica Nordisti di Gianni Barbacetto, che si occupa in realtà di recensire un libro. Non è una lettura da ombrellone, scrive Barbacetto, ma resta un libro utilissimo per capire come funziona il potere italiano che non si ferma neanche ad agosto. C'è un esercito potente, poco raccontato, quasi invisibile, dietro gli uomini del potere economico, politico, finanziario. È l'esercito di quei professionisti, avvocati, commercialisti, in particolare avvocati d'affari, che fanno però la storia dei poteri italiani. Raccontare costoro significa capire meglio la storia dei poteri in Italia. Gli avvocati li racconta Franco Stefanoni in un libro strano e prezioso intitolato Il codice del potere, edito da Zolfo, sottotitolo Storie, segreti e bugie della più influente elite professionale. Si va da Francesco Carnelutti a Guido Rossi, da Natalino Irti a Victor Uckmar, da Franco Coppi a Sergio Erede. Sono le star del diritto, dietro di loro tanti altri, civilisti, penalisti, tributaristi, amministrativisti,
avvocati d'affari, industria pubblica, industria privata, interessi di partito, Mediobanca, privatizzazioni, scalate bancarie, le metamorfosi di Telecom Italia, l'espansione e i guai delle aziende di Berlusconi, gli scandali finanziari, gli alti e bassi della Fiat, Tangentopoli, le epopee in chiaroscuro delle principali dinastie imprenditoriali, nomi come quelli di Franzo Grande Stevens e l'eredità Agnelli, Giulio Tremonti e i conflitti di interesse da ministro, Augusto Fantozzi e l'accusa di manovrare i concorsi universitari. L'autore del libro, appunto, Franco Stefanoni, già autore di un libro da rileggere intitolato Le mani su Milano, in questo libro, Il codice del potere, racconta la storia d'Italia dagli anni 50 a oggi, attraverso le vicende degli avvocati che hanno fatto da consiglieri, strateghi e difensori dei poteri economici, finanziari e politici, le origini, gli sviluppi, le strategie, i cambiamenti della professione. Uscito in prima edizione nel 2007, oggi il codice del potere è stato aggiornato con l'ingresso nelle sue 673 pagine delle vicende dell'Ilva, le compravendite delle squadre di calcio, i guai di Chiara Ferragni, i riassetti della moda da Versace a Prada. È raccontata in questo libro la lunga crisi legale seguita ai terremoti finanziari mondiali dopo Lehman Brothers, i default e le ristrutturazioni degli studi che si credevano intoccabili, l'invadenza delle tecnologie, l'abbassamento di valore di certe prestazioni professionali. L'elite dei legali, degli avvocati, negli ultimi anni ha certamente mutato pelle. Le ultime star vecchia maniera o sono morte o si sono messe da parte. Prestigio, carisma, genialità dei grandi vecchi e dei principi del foro appartengono al passato. Si è consumato il fascino, scrive Barbacetto, dell'aristocrazia del diritto, benché ne rimanga il mito, l'attrattiva, anche per via degli enormi guadagni possibili. La prima linea del nuovo Gotha è costituita dai grandi studi, che diventano sempre più grandi, con centinaia di professionisti, decine o centinaia di milioni di euro di fatturato. Studi italiani come Erede Bonelli, Chiomenti, Gianni e Origoni, Legans, Pedersoli Gattai, studi stranieri come Latham Watkins, Clifford Chance, Freshfield, Dentons, DLA Piper. Resiste ancora qua e là, conclude Barbacetto, un po' di potere accademico, qualche boutique forense tradizionale, ma ormai le realtà che comandano nelle law firm, cioè nei grandi studi di avvocati di prima fascia, sono il mercato, la gestione affidata a comitati esecutivi, le assemblee di partner assimilabili a quelle delle imprese. Potenze di fuoco, sì, ancora molto influenti, ma meno personalizzate, per nulla monarchiche, praticamente manageriali, più simili agli standard anglosassoni che a quelli italiani del passato, meno personaggi da venerare per i giovani aspiranti avvocati star. I più ambiziosi di loro si ammazzano di lavoro nei grandi studi quasi 24 ore al giorno, e le figure leggendarie alla Carnelutti, alla Guido Rossi, alla Michele Carpinelli sono ormai dei totem, degli eroi inarrivabili e lontani. Il libro si intitola Il codice del potere, edizione Zolfo, autore Franco Stefanoni, ed è recensito oggi sul Fatto Quotidiano da Gianni Barbacetto. Sulla Stampa invece, un altro degli articoli di oggi, poi vediamo di dare un'altra scorsa velocissima prima delle 10:30 anche agli altri articoli del giorno. Sulla Stampa vi segnalo intanto un reportage di Flavia Amabile sulla metropolitana da incubo a Roma. Treni affollati e senza raffreddamento. A Roma l'odissea di turisti e pendolari tra pericolo borseggi e aria irrespirabile. Il sindaco di Roma PD, Roberto Gualtieri, promette più convogli entro il 2025. Situazione indecente, ha detto il sindaco. Entro l'anno prossimo ridurremo l'attesa tra una corsa e l'altra. La frequenza delle corse oscilla tra i 7 e gli 11 minuti. Sulla linea B1, di 60 anni più nuova della B, manca completamente la linea telefonica. Dicono due utenti: chi sopravvive a questa metropolitana dovrebbe avere un viaggio gratis per tutta Roma. Metropolitana da incubo, scrive La Stampa di Torino. Trovate l'articolo a pagina 21, il pezzo è di Flavia Amabile. Adesso andiamo velocemente a segnalare altri articoli degni di nota
per quanto possibile, diciamo, essere affidabili. Comunque spero possano essere indicazioni utili. Sul quotidiano cattolico Avvenire c'è un articolo, credo sicuramente interessante, a pagina 4, dedicato a una delle energie del futuro, forse, chi lo sa. Comunque l'idrogeno. Ebbene, l'idrogeno dell'Unione Europea, l'idrogeno europeo, non parla italiano perché costa troppo in Italia e mancano le regole. Il dibattito sul futuro dell'energia. Pesa l'assenza di un quadro regolatorio sull'autorizzazione per i nuovi impianti e sulla sicurezza nel trasporto. L'obiettivo è ridurre i costi di investimento e di gestione e aumentare l'affidabilità. In ogni caso è un Eldorado, scrive Avvenire. Tutti lo invocano, ne parlano come qualcosa che cambierà il paradigma ambientale, e però l'idrogeno verde, almeno per l'Italia, è un progetto che arranca, che fa fatica a tenere il passo degli altri paesi europei. Basti guardare l'esito della prima asta dello European Hydrogen Bank, dove a fronte di un budget di 720 milioni di euro e 132 offerte da 17 paesi, l'Italia è stata praticamente assente. Ha presentato 2 iniziative che sono state subito scartate. Hanno vinto 7 progetti da Spagna, Portogallo, Norvegia e Finlandia, che nulla hanno in più rispetto all'Italia, ma puntano molto di più su ricerca e innovazione. Soltanto la Spagna aveva presentato il maggior numero di offerte, 46 offerte, 3 selezionate, più che raddoppiando la Germania, seconda per numero di proposte, 20 offerte. Entro fine anno ci sarà l'esito della seconda gara, con un plafond di 1 miliardo e 200 milioni di euro. Il rischio è che anche quest'asta non veda vincitore alcun progetto italiano. Costa troppo, mancano le regole, l'idrogeno italiano, che non vince gli appalti in Europa. Mentre vi segnalo adesso un attimo soltanto che lo recuperiamo perché ho fatto una stupidaggine, vi segnalo, dicevo, un altro articolo, sempre dalla pagina di oggi di Avvenire, ma siamo in questo caso siamo a pagina 5. In Sardegna migliaia di ettari di terra senza acqua, 87 comuni in crisi, ora la Sardegna chiede l'aiuto dell'esercito. La governatrice Todde ha già dichiarato lo stato d'emergenza regionale fino al 31 dicembre, situazione particolarmente grave nel sud della Sardegna, e questo è un punto. Subito dopo abbiamo un altro articolo su Avvenire sulla Puglia, dove gli invasi sono ai minimi storici e gli ultimi nubifragi hanno fatto più danni che mai, e sono 2 regioni che sono simbolo, diciamo così, della crisi idrica in Italia. Da una parte il futuro, l'idrogeno, dall'altra il presente. L'idrogeno è una delle componenti dell'acqua, tra l'altro, H2O, ma non ce n'è né di idrogeno né di acqua. Allora andiamo a vedere invece una pagina del Corriere della Sera che ci porta su tutt'altro argomento. Siamo in primo piano, pagina 6. In Austria il pezzo è di Guido Olimpio, esperto di cose terroristiche, su Taylor Swift e l'attentato. I terroristi che volevano far casino ai concerti di Taylor Swift in Austria sono giovanissimi, terroristi giovanissimi contro la vita dei loro coetanei. Sono stati arrestati un 19enne e un 17enne. L'obiettivo sono i grandi eventi, scrive Guido Olimpio sul Corriere della Sera. Sempre sul Corriere della Sera poi ci sono 2 pagine dedicate alla questione giustizia e scontro tra i partiti, abuso d'ufficio. Oggi firma il Quirinale, Mattarella firma la legge sull'abuso d'ufficio, rivista dal governo, e poi ieri via libera la legge sulle carceri. Il deputato Giacchetti ha denunciato il ministro e i sottosegretari sul sovraffollamento, ne abbiamo parlato con la dottoressa Mattone poco fa. E poi c'è un articolo del quirinalista per eccellenza del Corriere della Sera, Marzio Breda, sulla sorpresa di Mattarella per la richiesta di Nordio di un colloquio con lui. Una richiesta che è apparsa al capo dello Stato inusuale, e l'incontro slitta a settembre. Cioè Mattarella ha detto a Nordio: sì, vabbè, ti accolgo, ci vediamoci pure, ma con calma. Cum juicio, a settembre ci vediamo con comodo, ha risposto Mattarella a Nordio. Le tensioni politiche sui provvedimenti, le scelte del Presidente. Il via libera alla legge che abolisce l'abuso d'ufficio nell'ultimo giorno utile. Sorpresa del Quirinale su Nordio. C'è poi la menata del partito di Vannacci, fake news, dice Salvini, allontanando lo spettro della scissione. Siamo in quel di Marina di Pietrasanta, Lucca. Vannacci è una bellissima persona e non fonderà alcun partito, resterà con noi, dice Salvini. I giornali, in mancanza di notizie, le autoproducono, se le inventano.
Il governo è compatto, arriverà a fine mandato. Il Green Deal, una disgrazia per l'Europa, pensata dalla maggioranza Ursula. Il potere giudiziario ha più potere di tutti gli altri poteri, non ha indici di produttività e chi sbaglia non paga, ha detto ancora Salvini. Infine, una considerazione. Noi in Rai, ha detto Salvini, non contiamo una mazza, ma chi comanda davvero alla Rai poi perde le elezioni. Così, al caffè della Versiliana, intervistato da Alessandro Sallusti, il vice premier e ministro delle infrastrutture Salvini ha toccato una quantità di temi caldi. Poi lo vedremo anche su Il Giornale, che naturalmente dà ampio spazio alla chiacchierata tra il direttore del giornale Sallusti e appunto Matteo Salvini, mentre il generale Vannacci si è detto disponibile a slacciare i pantaloni per dimostrare di essere un uomo senza problemi. Lo ha detto a Zona Bianca, Rete 4, nel dibattito sulla pugile algerina Iman Khelif. Mentre, e questa è vera, cioè non è una battuta, gliel'hanno chiesto, lui ha detto non c'è problema. Mentre a pagina 21 del Corriere della Sera c'è la foto di una reggia, la reggia di Galan, l'ex presidente del Veneto, Villa Rodella a Cinto Euganeo, nel Padovano, un immobile che risale al 500, è stato di proprietà del presidente Galan. Nel 2014 finì in una lista di beni confiscati nella maxi inchiesta sulle tangenti del Mose. Adesso è disabitato ed è finito nel degrado. Gliel'hanno sequestrato, è finito malissimo, confiscato anzi. Galan è l'ex reggia finita nel degrado. Mi fu confiscata, ma io saprei come salvarla, dice l'ex governatore veneto che patteggiò nell'inchiesta del Mose. Ma nessuno vuole questa villa cinquecentesca che ormai fa schifo. Sul Corriere della Sera vi segnalo anche una recensione di Aldo Grasso, pagina 47, su un documentario Nuclear Now del 2022 di Oliver Stone, regista americano. E se il nucleare fosse la vera soluzione per la transizione ecologica? La 7 ha riproposto il film documentario di Oliver Stone Nuclear Now, una storia del nucleare e del rapporto che l'umanità ha avuto sempre complicato con una fonte di energia malvista e associata agli scenari apocalittici, in realtà più pulita e sostenibile dei carburanti fossili. Intanto, a proposito di Corriere della Sera, andiamo al dorso milanese. Si profila un weekend caldissimo, anzi masse di aria bollente fino a Ferragosto in quel di Milano e dintorni. C'è stato il vento e il temporale l'altro giorno, sono caduti gli alberi, li hanno rimossi, resta il caldo torrido, previsti fino a 36 gradi e l'aria sarà bollente appunto fino a Ferragosto, scrive il Corriere della Sera. Sul Corriere poi c'è anche da segnalare l'intervista ad Arianna Censi, assessora alla mobilità al Comune di Milano. A Milano servono 300 milioni di euro, il governo ci aiuti, dopo Italia, bus e metro. Con le ZTL, auto più green, questo per rispondere ad Antonino Danna all'articolo di prima. Comunque, Milano batte cassa al governo centrale. Sul giornale, pagina 3, potete trovare il resoconto del colloquio tra il direttore del giornale Sallusti e il vice premier segretario leghista Salvini alla Versiliana. Uniti con Giorgia fino a fine mandato. Siamo leader diversi, ma i litigi sono inventati, dice Matteo Salvini. Liguria, un giudice ha sequestrato per 3 mesi un governatore eletto dai cittadini. La manovra non sarà lacrime e sangue, uno degli obiettivi è la flat tax a 100.000 euro per le partite IVA. Non mi arrendo sulla cannabis light, non fa meno male delle altre droghe, ha detto tra le altre cose, tra le tante cose, Matteo Salvini al caffè della Versiliana, dove si disegnano gli scenari politici dell'autunno e non solo. Il direttore del giornale Sallusti ha intervistato il vice premier Salvini, un leader della Lega convinto, d'attacco, più volte ironico, che si è presentato al Festival di Marina di Pietrasanta. Il ministro dei trasporti, il segretario Salvini, se l'è presa con la narrativa che la sinistra continua a proporre agli italiani. Io mi tutelo e leggo solo il giornale e Libero, ha scherzato Salvini, che ha rivelato la mancanza di riscontri di alcune notizie su certi quotidiani. L'ultimo vertice del centrodestra, quello dove avremmo dovuto parlare di Rai, lo ha convocato La Repubblica, il giornale. Perché ho chiamato Giorgia, ho chiesto e mi ha risposto che il vertice non c'era. Il rapporto tra
Salvini e Meloni è ottimale, certe narrazioni non raccontano il vero, eccetera, così il giornale. Mancano 3 minuti alle 10:30, anzi 2, vi segnalo rapidamente su il giornale anche un articolo, siamo in pagina di Milano, cronaca di Milano, pagina 4, mafia e appalti olimpici, stiamo parlando delle Olimpiadi Milano Cortina 2026, colpo di scena. Il Tribunale del Riesame ha annullato un provvedimento che ipotizzava legami con un clan mafioso, quello dei barcellonesi siciliani, e appunto gli organizzatori delle Olimpiadi di Milano Cortina. Colpo di scena nell'indagine della direzione antimafia di Milano sugli intrecci mafia appalti, alcuni finanziati coi fondi del PNRR per le Olimpiadi Milano Cortina. Primo stop, all'inchiesta annullato un provvedimento che ipotizzava legami con un clan mafioso. Un'indagine che perde un pezzo. In Lombardia invece c'è il salasso delle polizze auto, le polizze assicurative. In un anno sono cresciute più del 10%, le province più care Milano, Brescia e Pavia. E poi vi segnalo invece sul Giorno la riapertura del caso dei delitti del mostro di Firenze. C'è DNA ignoto, il caso va riaperto, bisogna riesumare i corpi di 2 vittime. Un'interrogazione di un esponente di Fratelli d'Italia che ha presentato a Nordio la richiesta dei congiunti di alcune vittime. Le tracce sono state individuate da un ematologo consulente di parte civile nel processo. Dopo tantissimi anni, dunque, si può riaprire il capitolo delle indagini sul mostro di Firenze. Vi segnalo infine, per chiudere proprio dal Giorno, in pagina economica, così en passant, Stellantis, cioè quel che rimane della Fiat, fa una previsione, l'allarme dei sindacati, ma la notizia scivola via come se niente fosse. Sono a rischio 25.000 posti di lavoro, dice Stellantis. Piano per l'Italia condiviso, serve una sintesi, il ministro Urso getta acqua sul fuoco, nessuno scontro col governo. 25.000 posti di lavoro a rischio, così en passant, come se niente fosse. Più bella decisamente la storia di un signore che abbiamo qua vicino alla nostra sede della nostra radio. Siamo ad Affori, Milano, un signore di 79 anni, si chiama Giancarlo Righetti, ha un negozio di ferramenta da una vita, era stato aperto dal padre, rimane a lavorare anche ad agosto. Personaggio veramente, la mia Milano di altri tempi, racconta dietro il bancone il signor Giancarlo, che gestisce ad Affori un negozio appunto di ferramenta. Le sue vetrine sono diventate un luogo di socialità, manca soltanto il caffè, dice il signor Giancarlo, che sa recuperare ogni tipo di utensili, serramenti, accessori per portamaniglie, kit per tapparelle, che sono disseminati ovunque nella sua bottega, ma lui sa dove sono e va a recuperarli per tutti i clienti. Un aneddoto: mio figlio era uscito senza soldi, è andato a chiedere aiuto a lui come se fosse uno zio, racconta un cliente. È un personaggio veramente di quartiere. Con questo sprazzo di passato che vive nel presente ci salutiamo. Tra poco con voi Pierluigi Pellegrin per Oltre la pagina, e intanto buona prosecuzione di ascolto a tutti. Caro Giulio, la sua rassegna stampa di oggi è stata veramente Perché la terra dei cachi è la terra dei cachi.